aspetta. Signor Tonino! Che? Signor Tonino! Cosa? Cosa ci fa lì, signor Tonino? Cosa è successo? No! Cosa sta facendo? Aiuto! Venga qui in studio, signor Tonino! Mi hanno chiuso dentro! Vai a aprirlo, arbitro, vai a portarlo qui. Vai, aiutate il signor Tonino. Cos'è? Non suoni la trombetta! Vieni che la provi anche tu! Ah, Roberto! Vieni, disgraziato! Lo faccia entrare! Andiamo! Venga, signor Tonino, venga qui, venga! io. Facciamolo entrare un attimino, scusate. Signor Tonino, si accomodi un attimino. Porti anche il bambino. Aspetti un attimo. Porti il bambino. Ah, Roberto! Vieni! Vieni! No. Non vieni. Cosa c'ha? Venga qui! Buonasera, Ti faccio signora. vedere tanto. Hai visto che bel il pubblico, eh? È pieno di gente! Ha visto come è venuto bene dal pubblico? Ascolta un attimino, ma la settimana scorsa l'abbiamo visto nel peschereggio alla Marina Piccola. Sì. Ma poi Roberto come l'ha buttato in acqua, cosa è successo? No, era per impararlo a nuotare, capito? Sì. No, anche io ho iniziato così. Perché lei sa nuotare? No, non so nuotare. Però magari qualcuno sopravvive. C'è. Contento di essere qui? Sì. Guardi quanta bella gente che abbiamo, guardi. Dov'è la bella gente? C'è Roberta, c'è. Roberto, come mio figlio. Ah, la chiama, siete parenti, no? Figlio, sì. Me lo presenta? Come si chiama? Io Roberta. No, di cognome. Zanda. No, no, non siamo parenti. Ah, vabbè. Poi abbiamo un politico. No, che mi frega. Ma scusi, lei si è candidato, so che si è candidato una volta. Non è vero. Come dovrebbero? Me l'ha detto suo figlio. Che lei... Ah, Roberto! Cos'è? Mi sono... Mi ha detto che era democristiano, che andava con la bandiera nei comizi a... Era democristiano, lei, me l'ha detto suo figlio, Roberto. Chi? Disgraziato! Ha fatto lo scherzo. Ha fatto lo scherzo? No, non mi piace. Guarda, c'è qualcosa in cucina, vuole assaggiare dopo? Va bene. Ci faccio sentire un minutino del suo inno, che ormai... Non c'ho voce. Ma la faccia lo stesso, Marco. Non c'ho Ma la faccia lo stesso. Disgraziato. Prego, vai con l'accompagnamento, vai. Vai, ragazzi. Anche sottovoce? No, vai. No, è sbagliato. Fai l'attacco bene, vai. Forza! Cagliari!